lungo la riviera romagnola, precisamente siamo a Rimini e Tordanotte, ma da un personaggio come lui non c'è da aspettarsi altro che non per l'appunto la vita notturna. Lui è Giancarlo Conte, manager, talent scout, ideatore del Festival internazionale Reginetta della Canzone, e siccome siamo qua ad attendere la finale nazionale che si terrà per l'appunto il 29 di settembre all'Arena del Colosseo di Montecchio di Pesaro, Giancarlo voleva dare qualche consiglio alle aspiranti reginette. Tu hai parlato della notte, infatti ero uno dei Black di Bologna, andavamo a letto, mettevamo a letto gli spazzini, tanto per dirti come dicevano. E adesso la cosa si è ridimensionata e spero che le cantanti che verranno con te alla finale il 29 possano essere, come rispecchia la manifestazione, eleganti, simpatiche, brave e belle, perché sono le quattro aggettivi che rispecchia la vera reginetta della canzone. E se andiamo indietro nel tempo, Nina, che fu la prima di Arezzo, era bella, elegante, e simpatica. È un augurio che faccio a tutte queste cantanti che si sono presentate nel corso dell'estate per la selezione dei gente del Canzone. In bocca al lupo tutte, per il ragazzo da parte di Giancarlo. Allora, insieme a Giancarlo vi attendiamo, perché in quella serata naturalmente ci sarà anche Giancarlo Conte. Rinnovo l'appuntamento per il 29 di settembre dalle 21 in poi a Montecchio di Pesaro all'Arena del Colosseo. Vi garantisco uno spettacolo veramente fantastico. Vorrei un primo piano su questa fotografia che mi ricorda molti anni fa, quando ho premiato Jean Clair, presidente dell'Istituto Cinematografico francese, il regista Jean Clair assieme a Miss Francia di quell'epoca, che adesso non ci leggo di che anno era, perché adesso vediamo un po', nel 1900 fischiamo.